Ci fermiamo qui, siamo arrivati alla nostra campagna come Mi Curo, promossa insieme allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Tumore al seno, la neoplasia più diffusa tra le donne, ma anche tra le più studiate, le più conosciute, tanto che la sopravvivenza è di circa l'87%. Ma vediamo subito questa scheda, a cura di Elisa Billato. Tumore al seno, un fenomeno che ha origine nella moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne. Queste hanno la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate per invadere i tessuti circostanti e con il tempo anche gli altri organi del corpo. Sono stati identificati molti fattori di rischio, alcuni modificabili come gli stili di vita, altri invece no, come l'età. La maggior parte dei tumori del seno colpisce donne oltre i 40 anni e fattori genetico-costituzionali. Tra gli stili di vita dannosi si possono citare per esempio un'alimentazione povera di frutta e verdure e ricca di grassi animali, il vizio del fumo e una vita particolarmente sedentaria. Ci sono poi alcuni fattori legati alla vita riproduttiva che possono influenzare il rischio del tumore del seno. Un periodo fertile breve e una gravidanza in giovanissima età, per esempio, sono protettive. Il 5-7% circa dei tumori del seno, infine, è ereditario. Il cancro al seno oggi è una malattia curabile. In Veneto quasi il 90% delle donne che si ammalano guarisce. Grazie alle nuove cure e all'approccio personalizzato al trattamento, progressi nella prevenzione primaria e secondaria, nella diagnosi, nella chirurgia, che diviene sempre più conservativa, ed infine nelle terapie mediche. Ma il tumore al seno si può prevenire? Come si cura? L'abbiamo chiesto a Pierfranco Conte, direttore del reparto di oncologia medica 2 dello IOV. Vediamo. Il tumore della mammella è il tumore più frequente nelle donne, nel solo Veneto si calcola che vi siano oltre 5.000 nuovi casi all'anno di interventi per tumore della mammella. Ci si ammala di più, ma si guarisce di più. Il primo dato è dovuto all'allungamento della vita media. Oggi l'Italia è seconda solo al Giappone per longevità della popolazione, un popolo fortunato e che però invecchiando presenta sempre maggiori fattori di rischio. Fattori legati ai nuovi stili di vita, ad esempio un minor numero di gravidanze più tardive rispetto a una volta, donne che allattano sempre di meno, un'esposizione per vari motivi, in parte legata anche all'alimentazione, a stimoli ormonali eccessivi. Alimentazione e stili di vita dunque. La miglior dieta anticancro è quella mediterranea, relativamente povera di carni rosse, ma non solo. Importanti sono anche i controlli periodici. La prevenzione secondaria, che è lo screening mammografico, che ha consentito di diagnosticare tumori sempre più piccoli con linfonodi ascellari positivi, di ridurre l'estensione dell'intervento chirurgico e aumentare la probabilità di guarire. E in caso di tumore spesso la chirurgia non basta, ma anche qui la ricerca ci viene incontro. Fino a molti anni fa queste terapie erano relativamente limitate come scelte e soprattutto erano poco personalizzate. Oggigiorno invece sappiamo che i tumori della mammella sono molto diversi tra di loro, chiunque di noi abbia avuto la sfortuna di conoscere donne affette di tumore della mammella avrà in mente casi che sono andati benissimo e casi che purtroppo sono andati molto male. Oggi cominciamo a capire perché questo succede, tumori apparentemente simili hanno caratteristiche biologiche molto diverse e individuando queste caratteristiche biologiche è possibile fare delle terapie mirate sempre più efficaci. Infine ci sono varie possibilità di cura. Oggi abbiamo a disposizione la chemoterapia, vari tipi di chemoterapia, l'ormonoterapia, vari tipi di terapia ormonale, terapie biologiche con sostanze anticorpi che sono dirette in maniera specifica contro caratteristiche specifiche del tumore e usando nella maniera corretta queste terapie oggi riusciamo a impedire che la malattia si ripresenti nella stragrande maggioranza delle pazienti. Possiamo stimare che una regione come il Veneto, che per certi versi è una regione all'avanguardia, non solo in Italia ma anche a livello europeo, la probabilità di guarire per una donna che sviluppa il tumore della mammella si avvicina ormai al 90%.